Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo in diretta dal Salvatore Favazza di Terrasini, provincia di Palermo. Si gioca la seconda semifinale scudetto delle finali nazionali dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La sfida tra le rappresentative di Napoli e Catania, match sullo 0-0 iniziato da quasi 3 minuti. Qui Catania in maglia bianca guadagna un calcio di punizione, Napoli in tenuta azzurra. E vedremo adesso le possibilità con Napoli che sistema la propria barriera foltissima nei confronti di Catania, che è pronta per calciare con Festa sul punto di battuta. Un po' di confusione da quelle parti, l'arbitro dà uno sguardo alla situazione, parte Festa, il tiro totalmente sul muro, viene tutto recuperato per un nuovo cross. Allora le due squadre in campo, ancora Catania che ci prova con Russo, colui che ha calciato la punizione, pallone in rimessa laterale. Napoli con Artigiano, Anastasio, Catapano, Kuman, De Giorgio, De Mattia, Marco Libertino, Lorenzo Libertino, Scalzone, Laudanno, Sansone, questi titolari. A disposizione ci sono Bernardo, Gabriele, Maisto, Marrone, Rei, Sodano, Vairano, Festa, Diana, Sessa e Pinnelli. Catania invece, come detto, in maglia bianca con Bulla in porta, poi Musumeci, Di Paola, Privitera, Patania, Zuccarello, Sergi, Russo, Mottese, Toscano, Carastro e poi Torrisi, Brischetto, Finocchiaro, Giuffrida, Castorina, Alizio, Marco Torrisi, Battaglia, Licciardello e Palermo. Ricordiamo che questa è la seconda semifinale per quanto riguarda lo scudetto di queste finali nazionali per
l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La prima semifinale si è giocata alle 14:30 tra Bergamo e Benevento, vittoria schiacciante di Bergamo 5-0, infatti Bergamo è già in finale e affronterà una tra Napoli e Catania. Quindi chi vince questa sfida che stiamo seguendo assieme affronterà poi Bergamo nella finale scudetto alle ore 17. Chi perderà invece affronterà Benevento per la finale terzo e quarto posto. Il programma lunedì alle ore 14:30, quindi lunedì, il giorno delle finali, ci sarà prima quella per il terzo e quarto posto e poi alle 17 la finalissima scudetto. Altra punizione per Catania, Russo nuovamente a battere. Quelle che sentite in sottofondo sono le indicazioni dalla tribuna del Favazza da parte dello staff tecnico di Catania. Russo oltre la traversa, punizione che non va a buon fine. Ricordiamo che nel quadro generale di queste finali nazionali ci sono anche quelle valide per la Coppa Italia. Oggi alle ore 11 si è giocata interessante partita tra la rappresentativa di Foggia e quella di Bari, partita che ha visto Bari vincere per 3-2. Dunque Bari in finale, Foggia che lotterà per la conquista del terzo posto. Nella seconda semifinale, quella giocata alle ore 17, qui un gran tiro a sfiorare il vantaggio per Catania con Zuccarello. Dicevamo nell'altra semifinale Palermo ha trionfato su Salerno 1-0, dunque la finale della Coppa Italia sarà tra Bari e Palermo con il calcio d'inizio fissato sempre per lunedì alle ore 11:30. Si giocherà nel terzo posto Foggia e Salerno sempre lunedì alle 9:30, quindi prima della finale vera e propria della Coppa Italia. Catania che è partita benissimo in questa seconda semifinale scudetto, ci si gioca tanto, poi in campo c'è la rappresentativa di Napoli che nello scudetto, quello vero, quello di Serie A, potremmo dire così, ha trionfato vincendo il campionato ai danni dell'Inter, come soprattutto a Napoli sanno bene. Napoli che ha trionfato per la quarta volta nella sua storia, la seconda in 3 anni, e adesso nel suo piccolo vorrebbe trionfare anche in questo torneo, però c'è da superare l'ostacolo Catania. Che è partita bene, 2 tempi da 45 minuti ciascuno. Si cercherà ovviamente di vincere da entrambe le parti per trovare il proprio posto lunedì. Calcio di punizione per Catania.
Oggi è stato un esordio per tutti, per tutte le rappresentative qui allo stadio Salvatore Favazza di Terrasini. Siamo nella provincia di Palermo, a pochi passi dal mare. Ci siamo fratturati prima, poco fa, Proprio nella giornata di oggi c'è stata diversa affluenza nelle spiagge adiacenti a Palermo, con il sole che si è fatto notare, anche se qui stiamo notando un po' di vento nella parte finale di questa giornata. Sabato 31 maggio 2025 si muove Napoli con Koeman che rientra sul destro, poi perde il possesso del pallone. Nuova possibilità però per la squadra in tenuta azzurra con questa conclusione che finisce sul fondo. Il servizio di Sansone, poi il tentativo che è arrivato nella zona del limite dell'area di rigore. Con l'apporto di Giuseppe Laudano, classe 91. Gioca Catania con Previtera che lascia la battuta di questa rimessa laterale a Patania. Cerchiamo di lavorare sta palla e uscire fino a posti, dai! Anche qualche forma di sostegno in favore della rappresentativa di Catania sugli spalti della tribuna centrale del Favazza di Terrasini, la tribuna Renzolo Piccolo. Renzolo Piccolo, Terrasini squadra che gioca qui in questo stadio, maggior rappresentazione del calcio in questa cittadina del palermitano. Amara però la stagione calcistica appena trascorsa con il debutto storico in promozione per la Renzolo Piccolo, ma la retrocessione diretta dopo aver concluso all'ultimo posto il proprio girone A. Terrasini che ha avuto modo di conoscere anche l'eccellenza soprattutto all'inizio degli anni 2000 con lo storico Terrasini, denominato formalmente Città di Terrasini. E poi nel corso della storia ci sono state anche altre rappresentazioni, qui il cross in mezzo di Toscano, dal limite il tiro ribattuto a Di Paola, si insiste sempre con Di Paola che poi commette fallo su Scalzone. Allora niente da fare per Di Paola che si era proposto nel tentativo di insistere, continuare l'azione.
Occhio ai buchi in mezzo al campo, tra le linee! È riuscito a far poco. Ale, troppo, Ale! Favazza di Terrasini, che comunque, a parte Lorenzo Piccolo, ha ospitato anche le partite dell'Athletic Palermo, squadra di eccellenza che ha conquistato per la sua prima volta nella sua storia, nella sua giovane storia, la Serie D. Dopo aver giocato negli scorsi anni tra Misilmeri e Carini, sempre nella provincia di Palermo, Favazza di Terrasini che ha ospitato anche le partite interne del Partinica Audace. Nella scorsa stagione, quella trascorsa, possiamo dire, in eccellenza, l'anno prima in promozione, dal mezzo il ripescaggio, anzi perdono, l'acquisizione di un titolo per il salto di categoria. A sacrificarsi è stato il Geraci, il ripescaggio lo ha ottenuto Lorenzo Piccolo Terrasini dopo un campionato di metà classifica in prima categoria. Sempre in Sicilia, Scalzone allontana di testa, pallone dentro l'area di rigore di Napoli che allontana. Uno contro tutti per Napoli. Kuman, il passaggio per Lorenzo Libertino, pallone difeso con il fisico da Laudanno, uomo di riferimento per l'attacco partenopeo. L'avanzata in fascia, nessuna conquista per Catania. La rimessa laterale non c'è e allora sarà per Napoli con la battuta affidata ad Anastasio. Scalzone, L'uomo tra le linee! Oh, scappa dietro! Giulio, aiuta, Gio! cross, il tentativo di raggiungere Kuman, pallone alzato, lo va a prendere Ancora, alzati! Gennaro Alzati! Anastasio. Scalzone allarga Alessio, chiudi di per là la dietro. corsa, palla al Alessio, piede veloce! di Simone De Giorgio, giocatore a terra con diversi movimenti a rotolarsi in campo. È andato Zuccarello giù, calcio di punizione per Catania. Alzati, seconde palle! Scalzone di testa, rischiando perché c'è anche Toscano lì. Era nostra! Lamenta fallo e lo ottiene Napoli con Laudanno. E basta, sta così, Sei così, Giule! C'è anche una Andiamoci!
rappresentanza in tribuna a sostenere Napoli. Lungo viaggio per le varie rappresentative che si sono presentate a queste fasi finali di Scudetto e Coppa Italia, quasi tutte rappresentative del meridione tranne per Bergamo. Proprio Bergamo sta dando un'occhiata particolare a questa partita perché la vincente affronterà proprio la rappresentativa lombarda la finalissima Scudetto di lunedì alle ore 17. Tutto in diretta sul canale YouTube di Sportisili, che sta seguendo questi match in questo weekend da Terrasini. Previsto anche un cooling break per tempo nel caso in cui ce ne fosse davvero bisogno, però auspichiamo di sì intorno a questi minuti, dato che la metà del primo tempo è ormai giunta. Tanta pressione nel recuperare palla da parte di Napoli, e allora Marco Libertino niente da fare, però subito Russo allarga da Toscano, diagonale verso il centro dell'area, pallone recuperato in tempo da Napoli. Si riparte dalla difesa. De Giorgio, lancio intercettato. Laudanno conquista il calcio di punizione per Napoli. 24esimo di questo primo tempo, sempre 0-0. Punizione Napoli. Alla battuta va Lorenzo Libertino, praticante. Tra l'altro c'è un errore abbastanza vistoso sulla distinta, dato che come anno di nascita è stato impostato il 2023. Sicuramente il giocatore in campo avrà tanti anni in più rispetto a ciò che ci è stato consegnato. La battuta della punizione di testa, il colpo sfiorato da De Giorgio, non era posizionato favorevolmente. Si reclama una deviazione in angolo che non c'è, infatti viene accerchiato l'arbitro. La giochiamo sta palla! Che perdiamo 30 metri così! Situazione che viene ristabilita con il rinvio dal fondo da parte di Ferdinando Artigiano. Portiere di Catania adesso
Ovviamente parlavamo di Bulla, Artigiano il portiere di Napoli. Qui a star per terra e Catapano. Si chiede anche qualche cartellino in più, non ne sono stati estratti al momento per i falli subiti. Soprattutto in questi ultimi minuti c'è un po' di discussione per le decisioni prese dall'arbitro. Si continua a giocare con Catania che mostra più personalità, squadra che si è resa più pericolosa. Si continua a parlare ancora, rimessa a Napoli con Lorenzo Libertino. Si continua a giocare nonostante un rappresentante di maglia azzurra a terra. Altra rimessa, prende metri Napoli. Rimessa lunga, si cerca la sponda, si cerca anche di rinviare, soprattutto con Musumeci, calcio d'angolo per Napoli che si mostra in proiezione offensiva. La battuta dalla bandierina, nessuno schema, pallone in mezzo, allontanato di testa da Russo. Ora la possibilità per andare per Catania, chiusura. Ci mettiamo a parlare, c'erano due uomini da parte di Lorenzo Libertino. Scalzone gira in difesa, adesso riceve nuovamente il numero 4 in maglia azzurra, classe 76, De Giorgio. Catania risponde con questo pallone molto ben gestito da Toscano, che poi avanza fermato. Ha gestito molto bene quel pallone, poi ci ha pensato Scalzone. Intervento da cartellino su Catapano, c'è il primo giallo del match e per Alessandro Torrisi, ammonito. Cartellino giallo, dunque sponda Etnea. Punizione Napoli, battuta con De Giorgio. Pallone che era stato girato dalle parti di Sansone, contropiede Catania, cercato Zuccarello, riceve Zuccarello davanti alla porta, Zuccarello
prova il tunnel al portiere, ma c'è la risposta di Artigiano. Occasione importante per Catania con Zuccarello che si è presentato davanti il portiere, ma Artigiano ha saputo rispondere. Cerca di incoraggiare i suoi, la panchina di Catania, l'opportunità avuta da Zuccarello, un contropiede che è stato gestito bene, non fino alla fine perché la conclusione poi è stata respinta. Con il piede Artigiano è intervenuto sul tentativo di Zuccarello, ma Catania insiste con la proposta di Alessandro Torrisi. Colpo di testa forse involontario di Russo. Fatto sta che l'azione riparte, nuova proposta, sempre a cercare Zuccarello, stavolta il pallone arriva facilmente da Artigiano. Le occasioni si contano sulle dita di una mano, però quando arrivano fanno segnare l'intera rappresentativa. Più emozioni in queste 4 partite di oggi al momento nella sfida tra Bergamo e Benevento, anche perché il risultato finale è stato quello di 5-0. Colpo di testa all'indietro di Musumeci, la presa di Bulla. Il rinvio in 2 di Napoli a volerla prendere, allora Previtera, pallone per Zuccarello, vince il duello, scusando la rima, con il proprio avversario. La va a rincorrere Toscano, la salva, passaggio all'indietro per Di Paola, pensa al cross, lo effettua, tacco non riuscito, il pallone comunque si è allontanato. Ancora Catania fuori gioco, bandierina alzata da parte dell'assistente, segnalazione su Privitera. 35esimo, ultimi 10 più recupero in questo primo tempo. Al Salvatore Favazza di Terrasini. Zuccarello, pallone troppo lungo per Russo. Lo staff tecnico di Catania non è molto soddisfatto qui in tribuna, tante giocate sprecate. Intanto grossa perdita di tempo da parte di Artigiano, che è costretto Toscano nell'avvicinarsi per poi prendere il pallone con i guanti. Che c'aveva questi giocatori e quella che c'aveva questi i giocatori che erano tuoi e quello che Russo vicino alla linea del fallo laterale.
la macchina come si chiama? Laudanno si prende il calcio di punizione, ne guadagna tanti, il numero 27 in maglia azzurra. Hai portato i giochi per condividere. Non voglio sapere se sta giocando dopo che verità. E te lo ripeto, se non giochi non si può. Punizione Napoli, batte De Giorgio diretto verso il centro dell'area, Ci sta Salè! allontanato di prima intenzione da Catania, poi Scalzone svirgola, di fatto è un passaggio per De Giorgio giù. Koeman, punizione, un'altra per Napoli e ci si avvicina verso la porta di Bulla. In 3, adesso in 4 in barriera. Sul punto di battuta c'è Catapano. Fischia l'arbitro il tiro controllato in 2 tempi da Bulla. E che cavolo, torniamo! Quell'intervento falloso su Zuccarello. Se facciamo questo, guadagniamo quei 30 metri che ci mancano! Punizione per Catania, gioco spezzettato. Dani! In corso intanto il tramonto al Favazza di Terrasini, bei colori che illuminano la curva dello stadio. Nel frattempo si continua a giocare, riceve Zuccarello dal centro dell'area, scarica il destro, finisce largo, tentativo per Yatney con Zuccarello, colui che ha avuto la chance davanti al portiere avversario, poi neutralizzata, pardon. Passaggio in verticale, Scalzone prima di Toscano, alzata su Alessandro Torrisi, c'è il fallo e occhio al colore del cartellino, è rosso, espulso Catapano. Napoli in 10, lo sarà per 50 minuti, gli ultimi 5 del primo tempo e per l'intera ripresa. E adesso Scalzone si toglie la maglia in segno di protesta. Scalzone arrabbiatissimo. La maglia se la va a rimettere, però fatto sta, è stato commesso questo fallo. Discussione animata, si parla anche con l'assistente arbitrale. Catapano espulso. Cosa ho fatto? È un po' quello che si dice, un po' di nervosismo, calmato Patania. Il capitano
di Napoli. Sansone va a parlare con l'arbitro, poi l'arbitro va a confrontarsi con il proprio assistente. C'è un altro cartellino in vista forse. Con Catapano stesso si va a parlare. Semplicemente l'arbitro doveva annotare il numero di maglia del giocatore espulso, ovvero il numero 19. Invece direttamente dal terreno di gioco le discussioni con l'altro assistente arbitrale. Ci sarà del recupero sicuramente per questo primo tempo, siamo al 43esimo. Qualche fumogeno per incitare chi sta in campo, fumogeno rosso-azzurro a favore di Catania. Intanto c'è una punizione da battere con Napoli in 10, espulso Catapano con il cross in mezzo di Mottese. Di testa insistono gli etnei, il recupero di Napoli, chiusura in fallo laterale. Zuccarello giù, segnalazione dall'assistente arbitrale con il fallo. Ancora animi accesi. Si continua a parlare in campo. Con un calcio di punizione in programma per Catania, finale di primo tempo acceso con Napoli in 10. Ci sarà un'intera ripresa da giocare con questo handicap. Cambia il battitore della punizione oppure semplicemente Alessandro Torrisi va a parlare con l'arbitro e il capitano di Napoli, Sansone. Si può andare con questa punizione Alessandro Torrisi, destro innocuo, e il dopo che preoccupa quando c'è da allontanare la minaccia. Scambi un po' così stavano arrivando fino in fondo. Quattro di recupero. Ormai un minuto se n'è andato, poi ci sarà il secondo tempo, lì sarà un'altra partita.
se la chiama 3 volte Artigiano, il portiere di Napoli. Russo leggermente in difficoltà, la prende Sansone. Nessuno di Napoli da quelle parti, allora la mette giù la squadra etnea. A terra va Privitera, contrasto assieme a Lorenzo Libertino. Hanno fatto la partita di penalti. Viene rialzato Lorenzo Libertino. Punizione Catania, diverse conquistate lungo la fascia di destra, comunque nella zona di campo centrale vicino alla fascia destra. La battuta al limite, il pallone non va avanti, adesso sì, allontanamento di testa, stava andando a calciare Di Paola, bloccato, e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Finisce il primo tempo 0-0 tra Napoli e Catania, con Napoli in 10 uomini per l'espulsione di Catapano. Sarà un secondo tempo da seguire qui al Favazza di Terrasini, anche perché chi vincerà affronterà Bergamo nella finale scudetto. Noi ci prendiamo una pausa, torneremo tra un quarto d'ora circa per i secondi 45 minuti. È stata una stagione importante, una stagione dove Athletic ha raggiunto gli obiettivi che si era prefisso a inizio anno, quello di eccellere nel futsal e nel calcio. Credo che, non ho fatto indagini, però credo di poter dire che sicuramente a livello regionale, ma probabilmente anche a livello nazionale, sia un record, c'è un triplete di squadre seniores, perché poi se vogliamo farla completa c'è l'Under 19 di calcio a 11 che con il grande mister Pippo D'Angelo ha vinto pure loro il titolo regionale, quindi diciamo che 4 titoli in un anno raramente si è visto. 3 titoli di prime squadre seniores credo che in Italia non sia mai stato. Athletic quest'anno ha fatto bene, merito di una grandissima società, di una grande progettualità nel futsal. Tutto parte nel 2023, quando vengo contattato da Michele Lovalvo e Gaetano Conte, e mi sono rimesso in gioco, anche se ero fuori da diversi anni. Non è stato facile, perché bisogna rimodularsi col futsal moderno. Ho messo la mia esperienza di campionati di alti livelli, però il merito è tutto, e non sono assolutamente così, non faccio complimenti tanto per farli. Il merito è dello staff, che è stato incredibile. Mister Miosi, preparatore atletico Brandi, preparatore portieri Romeo, i dirigenti tutti, non li cito tutti perché sono veramente tanti, hanno dato una mano incredibile. Sono stati per me motivo di orgoglio e motivo anche di stimolo, perché nei momenti in cui durante la stagione magari ti vengono un pochino meno le forze, un pochino meno la voglia, vedere quella gran voglia che avevano loro, quella dedizione incredibile ai giocatori che hanno messo tutto l'anno, sono stati per me gli stimoli di non mollare. Ci abbiamo creduto fino alla fine, e alla fine abbiamo vinto. Rammarici? Ma se c'è qualche rammarico non avere vinto la Coppa Italia, la Coppa Italia è venuta in un momento in cui la squadra non stava bene, è stato in un momento sbagliato. Questo ci deve ricordare che vincere non è mai facile,
perché vincere è difficile, si devono anellare tutte le caselle al loro posto, tutte al momento giusto. La femminile, che dire, ragazze eccezionali, mister Lo Piccolo è riuscito a adattarsi a un mondo non suo, che è diventato oramai prepotentemente suo, con l'aiuto di Luca, di Rossella, di Rita, dirigenti incredibili, Luca assolutamente suo fido scudiero, ma ragazzi eccezionali che hanno dominato tutto il campionato siciliano, hanno dominato pure una buona parte della Coppa Italia nazionale, sono arrivati a un passo dalla finale nazionale, ragazze eccezionali che meritano ben altri palcoscenici. Questi Athletic, noi del Fuz abbiamo messo la nostra parte, adesso aspettiamo che ci dica cosa fare la proprietà per progettare un'altra bella stagione. Riccardo Romeo si allontana per modo di dire da Athletic, cioè il suo impegno viene meno per qualche mese perché sua moglie è in dolce attesa, preferisce dedicarsi alla famiglia, come il lavoro viene davanti a tutto, quindi si fa un leggero passo indietro, ma sa bene che appena ci sarà la lieta notizia della nascita del suo secondo figlio, rientrerà alla grande in Athletic, ma un'assenza viene colmata da un'assenza di una persona, grande persona, viene colmata da un'altra grande persona e grande professionista. Entra con noi Piero Marsala, che ha collaborato con me a Bagheria, a Sant'Isidoro, sia nel calcio che nel calcio 5. Piero è una persona incredibilmente preparata, tra altre cose con un grandissimo rapporto con Riccardo, per cui il passaggio di consegne sarà assolutamente indolore. E chissà, magari vediamo, perché il mio obiettivo, prima di pensare all'organico, e ci stiamo pensando, è rafforzare lo staff. Tutti sanno l'amicizia che mi lega a Riccardo Scardina, tutti sanno l'amicizia che mi lega a Marco Mineo, li sto cercando di coinvolgere nel progetto Athletic, vediamo se riesco a convolgerli bene, sarò più forte come staff, e per me lo staff non è altro che l'architrave di un progetto di qualunque tipo. Poi i giocatori si possono prendere più o meno forti, le stagioni si possono più o meno fare bene, ma quando c'è uno staff forte come l'ho avuto io quest'anno e come spero con De Puntelli lo avrò ulteriormente il prossimo anno, si potrà fare bene pure in Serie B. Cominciamo dalla femminile, perché la mia menzione va a Totò e Luca Lo Piccolo, che sono riusciti a dare a questa squadra un'identità incredibile, a ragazze già di sé molto forti, sono riusciti è riuscito a plasmarle e a farle diventare una squadra fortissima. Quest'anno ho ricevuto i complimenti da tutte le squadre nazionali che abbiamo incontrato, dal presidente nazionale Castiglia, era un piacere vederle giocare. E è giusto che debba anche citare Rossella Di Maggio, grandissima Rossella, che è stata veramente il trade union tra la proprietà, la direzione generale e la squadra. A Rossella vanno già fatto di persona, mi fa piacere dirlo pubblicamente, i complimenti di essere stata incredibile nel tenere questa squadra composta fino all'obiettivo finale, che è stata la vittoria da gira del campionato regionale. Maschile sono due momenti topici della stagione. Il primo, quando tra novembre e dicembre perdiamo metà squadra, o perlomeno dei leader importanti come Barcellona, Sanchez, Tubè, Nilmar, per infortunio o squalifiche. Sanchez, spagnolo incredibile, un ragazzo incredibile che purtroppo non ha potuto dimostrare quanto vale per un infortunio importante al ginocchio. Perdendo Tuvè, Nilmar, Barcellona e Sanchez, ripeto, per svariati motivi, qualunque squadra sarebbe crollata. Là lo staff è stato importante, là i ragazzi sono stati incredibili, che sono rimasti incollati a Palermo Calcio a 5. Quando è passata un po' la buriana, poi siamo venuti fuori nel girone di ritorno. Il secondo punto è stato una grandissima società che mi ha permesso, nel mercato di riparazione, come viene chiamato comunemente, tra dicembre e gennaio, di rinforzare la squadra proprio nei ruoli dove abbiamo avuto problemi per quelle defezioni di cui parlavo. E quindi arriva Nivaldo, giocatore incredibile della 1 polacca, arriva Orlando, incredibile il ragazzo proveniente dal Villaura, arriva Saviano dal Palermo Calcio a 5, arrivano Baucini e Pitarresi svincolati dal 3M. Capisci bene che è una società che prende 5 persone in un mercato di riparazione, ripeto,
abbiamo cambiato volta alla squadra, siamo riusciti a colmare quelle lacune che per gli infortuni avevano creato nel girone d'andata. Questi 2 momenti per me sono stati i momenti topici della stagione e che poi hanno creato quell'incredibile filotto di risultati, 15 vittorie e un pareggio su 16 partite che hanno portato alla vittoria finale. E Athletic nel 2023 mi chiama: Rosario, vogliamo un settore futsal importante. Importante che significa? Significa che devi mirare a vincere, poi non sempre si può vincere perché la palla è rotonda e perché, come dicevo prima, per vincere tutti i tasselli devono andare al loro posto tutti insieme e non è facile. Ripetersi è ancora più difficile e noi ci proviamo il prossimo anno, non diciamo da neopromosse sia nel girone B che nel girone, chiedo scusa, sia nel femminile che nel maschile, non abbiamo progettato una squadra per fare il doppio salto di categoria, però la società è Athletic e noi dobbiamo fare bene perché abbiamo un nome alle spalle, un prestigio importante, una società conosciuta su tutto il settore nazionale, si sta organizzando e strutturando a livello dirigenziale in maniera importante e quindi ricordandoci che siamo Athletic dobbiamo portare avanti questo progetto. Dove possiamo arrivare, Francesco, non lo so che la voglia è tanta, la società dietro ci dà sempre carta bianca, questa fiducia del presidente Conte ci responsabilizza in maniera importante perché dobbiamo ripagare questa fiducia con i risultati, per cui il detto vincere aiuta a vincere assolutamente sì. Ciao, sono rosso. No, È iniziato il secondo tempo tra Napoli e Catania e la seconda semifinale scudetto delle finali nazionali dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Siamo sempre in diretta dallo stadio Salvatore Favazza di Terrasini in provincia di Palermo in Sicilia, con il punteggio sullo 0-0. Napoli che però giocherà questo secondo tempo in 10 per un cartellino rosso a Catapano. Conclusione in rete, Catania la sblocca con Zuccarello, colui che nel primo tempo si era fatto respingere un tiro
davanti il portiere avversario. Il gol di Zuccarello manda avanti Catania 1-0. Esultanza rabbiosa della rappresentativa di Catania. Bravo, coglione! Hai rovinato la partita, bravo! Tante Coglione! esultanze. Una dedica speciale verso la tribuna, la panchina, la rete di Zuccarello manda avanti Catania, squadra che ci ha provato di più nel corso dei primi 45 minuti, poi l'espulsione in casa Napoli sicuramente a condizionare il resto della partita. Si arriverà al 90°, chi vince affronterà Bergamo in finale, la finale in programma lunedì alle ore 17, la finale scudetto. Giocatore in maglia bianca a terra. Situazione ristabilita. Chi perderà invece affronterà Benevento nella finale terzo e quarto posto in programma alle 14:30 di lunedì. Lunedì giornata decisiva per le assegnazioni di Scudetto e Coppa Italia. Infatti per la Coppa Italia ci sarà la finale terzo e quarto posto tra Foggia e Salerno alle ore 9:30. Alle ore 11:30 la finale tra Bari e Palermo. E adesso doppia difficoltà per Napoli. Rosso e gol subito in apertura di secondo tempo. Vedremo quanto cercherà di non mollare Napoli. Zuccarello, proprio lui a sbloccarla dopo un'occasione che è arrivata tramite un suo tiro a tu per tu con il portiere. In contropiede quell'azione degli etnei si è sviluppata, ma non c'è stato modo di centrare la porta. Punizione sempre per Catania. Facendo un recap delle formazioni in campo, Napoli con Artigiano in porta, poi Anastasio, Kuman, De Giorgio, De Mattia, Marco Libertino, Lorenzo Libertino, Scalzone, Laudanno e Sansone, con Catapano espulso. A disposizione ci sono Bernardo, Gabriele, Maisto, Marrone, Rei, Sodano, Vairano, Festa, Diana, Sessa e Pinnelli.
Questo per quanto riguarda la squadra in maglia azzurra. Catania in maglia bianca, qui che avanza con Musumeci, propone in mezzo, Napoli allontana Catania con Bulla in porta, poi Musumeci, Di Paola, Privitera, Patania, Zuccarello, Sergi, Russo, Mottese, Toscano e Alessandro Torrisi. A disposizione Carastro, Brischetto, Finocchiaro, Giuffrida, Castorina, Alizio, Marco Torrisi, Battaglia, Licciardello e Palermo. Forza ragazzi! Si sono accese da poco anche le torri faro dello stadio, dato che la sera scende qui in provincia di Palermo. Intervento di sanzione da dietro su Musumeci. Catania tra l'altro che gioca con lo stemma nelle proprie maglie dello storico Catania, del logo del Catania quello maggiormente ricordato dai tifosi delle recenti annate calcistiche prima della rinascita, targata Rospelligra con l'elefante simbolo della città etnea. Russo, adesso Alessandro Torrisi dietro da Musumeci, giro palla per Catania con Mottese, Di Paola, lancio verso l'area in 4 in quella zona di campo, nella speranza di allontanare il pallone o comunque prenderlo, perché erano giocatori di entrambe le squadre. Alessandro Torrisi, appoggio, pallone morbido di Russo, Toscano aggira scalzone, la proposta allontana De Giorgio. Fischio dell'arbitro sotto gli occhi del proprio guardaline. E ci sarà la punizione per Catania da posizione defilata. L'arbitro va verso il bordo del campo, qualche movimento per Catania con un cambio. Esce Carastro, Torri! Riesci, ok? al suo posto è entrato Sergi. Basta Dani, così va bene! Non di più Dani! Va bene là!
la battuta della punizione direttamente in porta con un colpo di testa ad allontanare in zona pericolosa, praticamente a ridosso della linea. Mottese Musumeci trova il contrasto di Marco Libertino. Adesso il controllo è affidato a De Giorgio nel tentativo di proteggere il pallone. Di testa la gestisce anche così Lorenzo Libertino, colpo di testa anche da parte di Mottese a mettere fuori, e adesso Catania rientra un po' nella propria metà campo per difendere questa proposta lunga da fallo laterale di Napoli, anche se non c'è un vero e proprio proprietario del pallone, scusando le assonanze. Occhio al lancio profondo verso Toscano, la prende Artigiano. Possibilità a destra, Sansone, servizio per Laudanno, il colpo di testa in piena area anche da parte di Marco Libertino, nuova proposta che si cerca di mettere in mezzo dalla sinistra. Conquistato un calcio d'angolo per Napoli. Pallone in mezzo, allontana Russo di testa, la conclusione col mancino in curva da parte di De Mattia. Nessuna paura per Bulla. Un fuorigioco Catania con Zuccarello. Zuccarello in traiettoria, Sansone, c'è la trattenuta fallosa e vistosa di Scalzone. Ci stiamo passando troppo! Non sai arbitrare! Sei malafede, cretino! Traversone profonda, aggancia in area e conclusione, anzi assist. Possibilità dall'area piccola, alla fine esce Bulla, non è arrivato alcun tiro davanti la porta con diversi giocatori presenti in area di rigore. Acclamato Bulla, portiere di Catania, che ha messo fine alla mischia.
Punizione Napoli, non ci arriva con la testa Laudanno. Ora è costretto a rincorrere il pallone, l'arbitro assegna calcio di punizione, arrivano cambi per Catania, o comunque un cambio. Esce Russo, si è visto di più nel primo tempo che nel secondo. Al suo posto è entrato Licciardello. Napoli ci prova, non è facile però. Pallone lungo, va a rincorrere Marco Libertino, troppo lungo il passaggio. Vai ragazzi! Vai! Alzati, alzati! Ma che stai facendo? Ammonizione per De Giorgio, e c'è anche il rosso per De Giorgio. Napoli 9, espulso anche De Giorgio dopo Catapano. È contro il fallo! Alzati il gomito! Scemo! Sei uno scemo sei! Prendetevene dal campo! Fatelo fare la figura di merda sto coglione! Coglione! In 9 Napoli. Il fenomeno! Rischia il fallo prima! E Catania che ha un vantaggio in più a questo punto. Dove cazzo l'avete preso a questo? Signore, ma non gli hai detto niente nello spogliatoio, che è un cretino! Ha nominato il Punizione con Alessandro Torrisi. La battuta in mezzo, scalzone. Napoli costretta soltanto a difendersi. Ma neanche quando abbiamo... Ale, non tu! Intanto, Andrea, un attimo, ora ti cambio. 3 minuti devi tenere, Andrea. Neanche nel girone si vedono i Vai! fissati. Ale, intanto che si riscalda Dario, 3 minuti. Cambio per Catania, Si riscalda Dario. esce Di Paola. Vai a Caio, Invitato da Rei di Napoli a uscire con più velocità, non perdere tempo, vai Marco! al posto di Paola.
una partita amatoriale, È entrato Marco Torrisi. proprio con il senso della partita stesso, ma gioca a 6. Appena dare pronto, l'autonomia, poi Battuta la rimessa laterale con Musumeci che prova a recuperare il pallone nuovamente. Lo riconquista Napoli con Laudanno. Si cerca il nuovo entrato Andrea Rei. Altro fallo per l'arbitro. per giocare, no? Per poi dopo si spende lo forse ci sono pure qua, ma poi non io qua sto andando non ammonito. Battuta in mezzo, si stava coordinando Laudanno, anche Marco Libertino. Tutto da capo. Si cerca De Mattia, vice capitano di Napoli. Anastasio. Lorenzo Libertino. Ancora Anastasio, si prende la rimessa contro Toscano. Gestisce un po' Napoli, sempre da quelle parti. Recupero di Catania con Marco Torrisi a terra. Si continua a giocare tacco, che non fa comunque tantissimi metri, da parte di Alessandro Torrisi. Mottese. Musumeci da esterno in profondità da Toscano, troppo forte il passaggio, però buona l'idea, si vuole chiudere la partita. Dalla tribuna del Favazza, dove c'è l'allenatore squalificato che dialoga con il proprio staff tecnico via telefono. Occhio a Catania con l'avanzata di Licciardello, che poi finisce giù in due fermati. Arbitro, però non fare finta di non vedere, perché? Vedo che siete. Io sto facendo il mio, come fate il vostro. E che fa? Sono donne però, mi raccomando. Sono donne e deve stare a posto suo. Stia a posto suo. Stia a posto suo. Sono donne e stia a posto suo. Ragazzi, siamo di quanto e basta, dai, ciao. No, ma è divertimento, io sono con Dialoghi accesi in tribuna tra l'allenatore squalificato di Catania e Catapano espulso, che ha raggiunto Capricari in tribuna al Favazza. C'è stato un cambio con l'uscita di Alessandro Torrisi per gli Atnei. Qui Napoli con Sansone in mezzo a due, vince anche il rimpallo. Al limite c'è l'intercetto, passaggio verso Laudanno. Altro tacco da parte di Marco Libertino. Altro fischio. E altro cambio, stavolta per Napoli. Pronto ad entrare Bernardo.
È uscito Marco Libertino. Davide, ehi, non ti permettere, vieni qua. Battuto il calcio di punizione di testa, non la prende benissimo il nuovo entrato Bernardo. La presa dal lato sbagliato, il recupero di Bernardo, il passaggio verso Laudano, il tiro dal limite dell'area, che paratona di Bulla! Ma cosa ha preso il portiere di Catania? Che volo di Bulla! Un lampo a ciel sereno, intervento strepitoso. Calcio d'angolo battuto, secondo palo, allontana Toscano, la conclusione di Mancini in rete per Napoli che accorcia il gol di Giuseppe De Mattia, il pareggio di Napoli, 1-1. Due emozioni diverse nel giro di pochissimo, la super parata di Bulla, che però nel tempo non ha resistito perché Napoli pareggia sul successivo calcio d'angolo in 9 uomini grazie a De Mattia. Tutto in parità per questa semifinale scudetto, la seconda che dirà alla fine chi affronterà Bergamo in finale. Super gol di De Mattia. Con Napoli in 9 uomini per i rossi a Catapano e De Giorgio. E adesso si potrebbe fare volendo, dipende anche da Catania. Fallo su Toscano. Battuta la punizione da Catania, partita che si fa decisamente più interessante. Cross, così la recupera De Mattia, l'autore del gol del pareggio di Napoli. A terra Rei si rialza. Per l'arbitro non va bene il punto di battuta. Punizione Napoli, un quarto d'ora alla fine, più recupero ovviamente. 1-1. Zuccarello ha risposto De Mattia con Napoli in 9 uomini. Laudano, fallo in attacco da parte dell'attaccante in maglia azzurra. È stato il suo tiro ad impegnare Bulla in una maniera incredibile, poi l'angolo successivo ha permesso a De Mattia di segnare da fuori. Ancora Laudano si accentra e in mezzo a tante maglie bianche, sono praticamente 7, poi non ce la fa perché è praticamente circondato
può resistere fino a un certo punto, tranne se non ti chiami Messi. Appunto, se ti chiami Messi ci riesci. Qui la rimessa laterale per Napoli con Sansone, il capitano. Fallo su Toscano, ammonizione per Rai. Punizione per Catania. Cielo scuro a Terrasini, si è fatta sera. Adesso Catania sente il bisogno di trovare qualcosa di importante, sponda di testa verso il centro dell'area da parte di Licciardello, tra quelli che sono entrati dalla panchina, e chissà che proprio una delle forze fresche in campo possano risultare decisive per questo finale. Ricordiamo che chi vince va a raggiungere la finale scudetto di queste finali nazionali. Il tiro raso a terra di Sergi, controllato da Artigiano. Tiro lento, anche se non si è visto partire, comunque è stato intuibile. Ancora Laudanno, ancora Catania. Sergi finisce giù, il fallo è di Sansone, giallo. Stanno aumentando i cartellini gialli in questa partita, pur essendo di un livello amatoriale. Perché così da quelli piccoli che sono di più. Spiegati me. Stavano entrando per il ghiaccio anche i volontari della Croce Rossa, almeno sono entrati. È entrato spray per Sergi. Punizione Catania con Mottese, la battuta corta effettuata. Marco Torrisi, morbido in mezzo, di testa Scalzone, allontana al volo Lorenzo Libertino. Nuovo traversone verso Zuccarello, poi la conclusione centrale parata da Artigiano. Ci ha provato in questa circostanza Licciardello. Non contentissimo il proprio allenatore in tribuna. Si chiede un cambio per Napoli, tra poco si effettuerà. Dai, altri 10 minuti, dai, bravo Giorgio! Bravo Giorgio! È sbagliata la rimessa! Mottese, Giuffrida, largo, servizio per Privitera, cross in mezzo, lascia scorrere Artigiano sul fondo. Allora cambio per Napoli, Danilo, tu e Dario. entra Maisto, classe 77. Esce Bernardo,
che era subentrato a sua volta in precedenza, eppure non aveva fatto male. Non si dà spiegazioni. In panchina ha effettuato un cambio anche Catania. Laudano commette fallo. Toni! Marco! Tu e Toni vicini! Toni di qua, Cicciolina! Toni! Meno di 10 alla fine, poi ci sarà il recupero. 1-1 sempre. Catania spinge per segnare, comunque è entrato Giuffrida per Catania. Occhio al pallone per Zuccarelli in fuorigioco. Anche in questo caso, come nel primo tempo, ha trovato la risposta di Ferdinando Artigiano. A 4! Hai capito, Danilo? Musumeci fa scorrere Sergi, basso, limite, prova la girata Zuccarello, troppo tardi, ci pensa ad allontanare Napoli con Rei. Nuovo cross, provata la sponda di testa, Zuccarello stava andando al volo, poi la conclusione di Toscano ribattuta. Zuccarello sembra avere ancora energie in corpo, tante proteste intanto. Con membri della panchina di Catania che sono andati nella zona della panchina di Napoli. Nervosismo che c'è stato fin dal principio in questa partita. Ricordiamo che Napoli è sotto nei uomini in campo, 2 espulsioni. Si continua a giocare con la rimessa laterale battuta. Catania che rimane, sì, in proiezione offensiva. Marco Torrisi. Si torna indietro. Giuffrida, limite, con il servizio in mezzo, la risposta di Artigiano, poi il tocco sotto porta in fuorigioco su assist di Sergi. Davide, dove vai?
Sotto porta si trovava Zuccarello, ma oltre la linea dei difensori, con la bandierina che si è alzata. A spallate, col tacco il pallone salvato di Toscano. Ragazzi, rialzati! Il lancio lungo. Contrasto, il Catania va. Prova a vincere il duello in velocità Toscano, occhio al pallone profondo, esce Bulla, acclamatissimo in tribuna dai propri tifosi. Sergi, cross, scalzona lontana, la va a riprendere Privitera. E Catania perde il possesso, ma ricicla Marco Torrisi. Traversone Ciccio, non perdere quella giocata! effettuato da Privitera. È fuori, rimessa già battuta. Zuccarello vuole l'1 contro 1 fino in fondo, ci va, traversione deviato, allontana tutto Napoli con il solito scalzone. Napoli che si prende questo calcio di punizione. Partita ai titoli di coda per quanto riguarda questi 90 minuti. La giocata di De Mattia, pallone non salvato. Allora prova a giocare Catania con Marco Torrisi, ma subisce fallo nel momento del lancio lungo che voleva effettuare. Si chiede assistenza dalla panchina per questi ultimi sforzi, soprattutto quelli di Laudanno. Napoli avrà una punizione da battere, siamo nel recupero. Giuliano! All'interno, Antonio! La battuta verso l'area di rigore con Maisto nel fare a sportellate con gli altri. Catania ci crede e a questa rimessa l'alzata di Sergi verso Zuccarello, esce Artigiano.
Il rinvio del portiere di Napoli, secondo minuto di recupero, nessuna segnalazione esplicita da parte dell'arbitro, fallo di Laudanno e giallo per Sergi, ennesimo ammonito di questa partita. Punizione Catania con Musumeci. Tutti a saltare, parte Musumeci, di testa Sansone, la riprende Licciardello, nuova proposta, lontana Maisto. Lorenzo Libertino a lanciare Laudanno, quasi a prenderla, ci è arrivato prima Mottese, scivolata di Rei, occhio perché è uno tra gli ammoniti, l'arbitro lo grazia. Rimessa laterale per Catania, si gioca a oltranza praticamente. Marco Torrisi, fallo di Laudanno, occhio, anche lui è ammonito, l'arbitro anche in questo caso lascia proseguire. Hai messo tutti i palloni! Porca miseria! Tutti! L'arbitro ha dato uno sguardo al cronometro. Attacco di Zuccarello, pallone al limite. Sergi vince il duello, va col sinistro, esce fuori, si dispera e finisce qui 1-1 tra Napoli e Catania. Questa qualificazione in finale scudetto si deve ancora decidere.
Vengo ad allenare commercialisti perché penso che trovo gente intelligente. C'è da impazzire, veramente. Sono vergognosi, gente vergognosa. Gente vergognosa. Gente vergognosa. Vabbè. Tempi
Finisce così la partita di Ray. Altro cambio in casa Napoli. Risultato sempre sull'1-1 tra Napoli e Catania. Siamo nei tempi supplementari, ottavo del primo tempo. Supplementare. Ci sono stati due uomini che hanno subito espulsione. Fino in cui il Catania ha prevalso, concentrarsi in mezzo al campo. Ah, che esulta per la rete di testa da parte di Ricciardello. Detto prima, può essere che magari la risolve qualcuno dalla panchina, qualcuno tra i subentrati. Ha segnato Ricciardello. Quando si riporta avanti, 2-1. Ricciardello sottofondo di sì. Tecneo. Questa è una cosa. Siccome tutto prima non spiego tutto. Piano, connessione Catania. Palla di centro in area di rigore. Il destro largo. E così finisce il primo tempo supplementare, durato 10 minuti.
Attenzione, dinamica tra tribuna. Che volume? Tu sei convinto di questa partita? Davide, Davide. Diciamo piaciuti noi? Un po' ridotti. C'entra. Secondo tempo supplementare, Dani avanti 2-1 su Napoli, è la seconda semifinale scudetto di queste finali nazionali del, ci ha visto esperti contabili di, di Ciardello torna ad andare con Dani in finale con Napoli ripassata sotto in tutto ciò con due espulsioni per uomini nel campo per gli azzurri che comunque non hanno mollato. Hai fatto un gioco! Almeno vado a vedere! Così fare qualcosa! Grandino! C'è l'azione di catena con questo pallone in mezzo, ha entrato la soluzione, calcio d'angolo. Una giusta, aspetta! Zuccarello dalla bandierina.
La battuta verso il primo palo. Zuccarella. Lunga prova a farla passare in mezzo a due. L'ultimo tocco è il suo, sì. Messa dal Ferri per Napoli. Sul fallo qui, va a riprendere il prossimo Napoli. Bellissimo Toscano di Catania. Davide, ma non vuoi capire che là, no, là non c'entra niente. Davide, no, non c'entra niente, stanno vedendo la partita come là. Stanno guardando la partita come la stai guardando tu. Qualche protesta ora, bandiera di Napoli. Necessario entrambe le panchine sono vuote perché sono tutte in piedi. Seguire questo finale dove Catania vicinissimo a raggiungere la scudetto contro Bergamo. Detto al lunedì alle ore 17. Al momento invece in finale terzo e quarto posto tra Benevento e Napoli. Quindi un pane. Coppa Italia. Lontano, gli incontri sono confermati con il finale verso il quarto posto Foggia Salerno lunedì 9:30 finale Bari Palermo di 11:30.
4. Cosa Napoli? So, non si mi testa, che si sta. Il numero 9 sulle spalle. Sul mezzo. Sembra una piccola minuto e mezzo al decimo di questo secondo tempo supplementare. Vai, Lorenzi Artigiano. Dalla porta c'è un calcio. Quando in mezzo salta anche Artigiano, oltre alla porta di Napoli che vuole la contropiede. Mi deve tirare direttamente dalla propria di metà campo, per essere fa un laterale. Ma comunque serve per starla il più lontano possibile, anche perché andare avanti manca poco. Finisce oggi. Napoli ci crede. 20 secondi. Secondo supplementare è in messa lunga. Ma intanto invece non è finita, è giusto. Catania che raggiunge siamo a Napoli 2-1 nei supplementari. Sarà sfida Bergamo-Catania lunedì alle ore 17, finale terzo posto. Benevento, Napoli. È tutto dal ragazzo di Terrasini. Grazie dell'attenzione. Ciao, mi sono girato, alla prossima.